Fine settimana adrenalinico alla pista azzurra di Jesolo che dal 19 al 21 maggio ha ospitato la 10ª edizione dell'Asi Go-Kart Show, manifestazione non competitiva dove sono scesi in pista 211 kart storici costruiti dalla seconda metà degli anni 50 al 2003 e piloti in rappresentanza di 13 nazioni europee per rievocare la celebre Coppa dei Campioni insieme ad alcuni nomi noti dello sport internazionale. Il pubblico ha potuto apprezzare i kart nell'arco di 50 anni divisi in categorie, quindi ha potuto apprezzarne le differenze tecniche, le differenze prestazionali e la tipologia del mezzo. Come è evoluto questo sport in oltre 50 anni di storia? Questo sport è evoluto come è evoluta la Formula 1, si è evoluto chiaramente in maniera esponenziale negli ultimi anni, tuttavia mantiene il suo contenuto di semplicità e di economicità rispetto a una formula più grossa. In più c'è da dire che per guidare un kart non ci sono limiti di età. Il concorrente più giovane ha 12 anni, il concorrente più anziano ha 83 anni, per cui credo che ci sia è uno sport per tutti. L'Italia che tradizione ha nel karting? Allora, l'Italia, come del resto con le automobili, è la culla del karting. Non per niente Senna, Hamilton e tutti i piloti di Formula 1 sono venuti a studiare in Italia, in collegi in Italia, per poter correre in Italia con dei kart altamente competitivi e questo gli ha permesso di arrivare in Formula 1. E in effetti alle premiazioni che si svolgeranno tra pochi secondi ci sono anche dei campioni veramente d'eccellenza presenti. Sì, abbiamo dei campioni di Formula 1, abbiamo delle campionesse, delle donne, noi diamo molto risalto alle signore. Questo dimostra che il kart comunque anche se usato in gioventù e dopo ci si arriva in Formula 1 in sport prototipo però rimane nel cuore.